Allora, leggiamo a pezzetti La testa degli italiani, che è il libro che poi in inglese è diventato La bella figura, e leggiamo un pezzo. Perché ho scelto questo pezzo? Perché questo La testa degli italiani cerca di spiegare un po' agli stranieri come siamo fatti, e qua tratta un tema particolare, la lingua, il particolare linguaggio un po' retorico degli italiani che c'è, che parte dai monumenti, arriva ai discorsi politici, e per un traduttore è una sorta di doppio carpiato, perché deve tradurre dall'italiano all'inglese qualcosa che riguarda la lingua, e non i cespugli, i gelsi, bellissimi tra l'altro. Da noi si dicono moroni, muru. E da noi morasi. Ecco, stessa. Una faccia, una razza. Allora, i moroni bellissimi. E, allora, ma riguarda la lingua, non altre cose, quindi è una difficoltà aggiuntiva, ma secondo me da questo passaggio, come da tantissimi altri, si vede la qualità di traduzione anche letteraria di Giles Watson. Prego. Leggete sempre le iscrizioni, parlano, in tutta Italia, non solo a Crema. Una lingua che non è quella della gente. Questa sta sul monumento in Piazza delle Rimembranze. A proposito, nessuno usa rimembranze, tutti diciamo ricordi. Crema riconoscente erge verso l'infinito la colonna votiva che consacra alla gloria i nomi dei suoi figli caduti per la grandezza della patria. Il monumento è sobrio, la riconoscenza onesta, l'affetto sincero, ma l'italiano è retorico. Non solo sulle lapidi di ieri, anche nei discorsi di oggi. In pubblico la gente dice lustri, non 5 anni, volto e non faccia, ventre e non pancia. Basta un microfono e l'oratore presenta omaggi invece di fare regali. Molti esordiscono con chiarissimo, scrivendo a docenti universitari specializzati in manovre oscure, e tutti chiudono le lettere con voglia gradire i più distinti saluti. Chi li distingue quei saluti? Nessuno, ma il mittente si sente tranquillo. Però di qua, è finito. Ah no, finisce Paracchi, scusa. Ho letto anche: mentre saluto tutti e ciascuno, colgo volentieri l'occasione per confermarmi con sensi di distinta stima. Questo è il 6° grado della formalità. L'aria è socialmente rarefatta e gira la testa. Always read inscriptions, all over Italy, not just in Crema. They speak a language that is different from ordinary speech. This one's on a monument in Piazzale della Rimembranza, although of course, in conversation, no one says Rimembranza, remembrance. Everyone says ricordi or memories. Behold in Crema, raises up to the infinite devotive column that consecrates to glory the names of their sons, who gave their lives for the grandeur of fatherland. The memorial is sober, the gratitude heartfelt, and the sentiment sincere. But Italian is rhetorical. This applies to today's speeches as well as yesterday's inscriptions. In public speaking, people say lustro, 5-year period, and not 5 anni, 5 years. They say volto, countenance, not faccia, face, and ventre, stomach, not pancia, tummy. All it takes is a microphone, and the speaker presenta omaggi, presents offerings, instead of making gifts. Many people begin letters to shady, dealing university teachers with chiarissimo, most illustrious, and everyone signs off with a voglia gradire i più distinti saluti. Please accept most distinguished greetings. It's not clear who is supposed to distinguish the greetings, but the writer feels better for proffering them. I've even seen, mentre saluto tutti e ciascuno, colgo volentieri l'occasione per confermarmi con sensi di distinta stima. In greeting each and every one, I'm pleased to take this opportunity to reaffirm my sentiments of a distinguished esteem. This is the Mount Everest of humanity. The air is socially rarefied. Dizziness ensues. Ricordo il Presidente del Consiglio che descriveva le trattative per liberare gli ostaggi italiani in Iraq. Non diceva continuiamo a parlare, ma abbiamo un'interlocuzione continuativa.
Il movente psicologico è lo stesso che lo spinge a usare mi consenta, un'insicurezza verbale di fondo che attraversa la società italiana come una corrente da Palazzo Chigi alle case popolari. Il linguaggio come polizza di assicurazione, anzi come vestito buono da indossare per le fotografie e poi rimettere nell'armadio. I nostri discorsi sono disseminati di segnali di prudenza. In Veneto, mi raccontava un veneto, molti iniziano la frase dicendo con rispetto parlando. Quando chiedono nome e cognome a Venezia e a Padova c'è chi risponde mi saria Tonon Giovanni, io sarei Giovanni Tonon, ma potrei essere anche qualcun altro se risultasse necessario. Lo stesso universale italianissimo ciao deriva da ciao, in dialetto veneto, schiavo, servo suo, un esordio umile, poi si vedrà. I remember the Prime Minister describing the negotiations for the liberation of Italian hostage in Iraq. He didn't say, we'll continue to talk. Instead, he opined, abbiamo un'interlocuzione continuativa. We have an ongoing interlocution. The psychological reason for this is the same one that prompted Mr. Berlusconi to use the interjection mi consenta, permit me. It's a fundamental lack of verbal security that runs through Italian society like a current, from the Prime Minister's office to the projects in the cities. Language is used as an insurance policy, or rather, it's the best suit to wear photographs, and then put back in the closet. Our speech is littered with signals indicating prudence. Where I come from, someone from the Veneto told me, lots of people start sentences with con rispetto parlando, respectively speaking. When you ask them their name and surname, people in Venice or Padua may reply, mi saria Tonon Giovanni, I would be Giovanni Tonon, with a subtext, but I could be someone else if necessary. The universal Italian greeting ciao derives from ciao, pronounced ciao. In the Venetian dialect, it means slave or your servant. People start out humble and see how they get on. Poi passiamo al prossimo. Qualcuno ha offerto spiegazioni storiche per tutto questo. Il carattere degli italiani, scriveva Pezzolini, è stato creato da 2000 anni di diritto romano, di profili e di ombre nette di monti, di distinzioni psicologiche e di contratti col Tribunale della Confessione, di transazioni politiche nelle lotte comunali, di accortezze nell'opporre forze segrete a forze segrete, sotto i domini assoluti, di taciti disprezzi sotto l'ossequio formale ai signori, di libertà interne conquistate col duro prezzo della soggezione politica. Questo ha portato a una diffusa diffidenza, anzi a una cautela che splende nel linguaggio come vetro tra la sabbia. Una certa ampollosità, ne parlavamo sul treno per Firenze, in Italia viene giudicata gradevole, addirittura auspicabile. Per molti è un marchio di importanza. La semplicità rischia di essere scambiata per semplicismo, la leggerezza per mancanza d'autorevolezza. La passione per i sostantivi astratti nasce da qui, sono il rifugio delle nostre pigrizie. Quando sentite un italiano invocare la legalità, state sicuri, ha in mente qualcosa di illegale. Come minimo, intende giustificarlo. Historical explanations have been offered for all of this. The character of the Italians, wrote Giuseppe Pezzolini, has been formed by 2,000 years of Roman law, by the outlines and sharp shadows of mountains, by psychological distinctions and contacts with the court of confession, by political transactions during the calls of the communes, by adroitness in setting secret forces against secret forces under absolute rule, by tacit contempt beneath formal obsequiousness to the Lord, and by internal freedom won at the steep price of political subjection. This has led to widespread diffidence. Perhaps we could call it a caution that sparkles in the language like a shard of glass in the sand. In Italy, a certain degree of robustity, as we were saying in the train to Florence, is adjudged agreeable and even desirable. For many, it is a hallmark of consequence. Simplicity risks passing for superficiality, and light touch can be taken for lack of authority. Hence, our passion for abstract nouns, our last refuge of lassitude. When you hear an Italian talking about legalità, you can be sure he's thinking and doing something unlawful, and at the very least, he's intent to justify it. Bravissimo.
poi lo scriviamo dopo, lei l'ho già fatto, vediamo che no. Questo è un regalo. Grazie mille, lo lasciamo qui. Grazie ragazzi. Allora, se si mette qui così io cambiamo sedia, lei prende quella lì, io prendo questa qua, è più semplice. Allora, perfetto. Allora, abbiamo sentito quanto fosse bravo a tradurre l'inglese parlando di lingue, cosa veramente difficile. Questo libro è stato tradotto in 16 paesi del mondo ed è accaduto perché in arabo, in cinese, in tutto in portoghese, in vietnamita, perché è stato un successo negli Stati Uniti ed è stato un successo negli Stati Uniti per merito di Giacomo, secondo me. Allora, andiamo avanti.